modo per far cessare le guerre, che smettano di prenderne parte coloro i quali la guerra non serve. E che considerano un peccato prendervi parte. Che considerano un peccato prendervi parte. Verità ingiustificate. Verità ingiustificate. L'uso della forza militare è moralmente giustificata se si ha la certezza di un grave danno subito, di un grave danno subito. Questo modo è stato predicato in antichità dagli scrittori, ma i dotti amici della pace non soltanto lo propongono agli uomini. Ma non possono neanche tollerare che lo si menzioni. Ma non possono neanche tollerare che lo si menzioni. Verità ingiustificate. Verità ingiustificate. L'uso della forza militare è moralmente giustificata se si ha la certezza di un grave danno subito, di un grave danno subito. È moralmente giustificata se si ha la certezza di un grave danno subito, di un grave danno subito. L'uso della forza militare è moralmente giustificata se si ha la certezza di un grave danno subito, di un grave danno subito. Ogni uomo non può non desiderare che la sua vita non sia un'esistenza senza scopo, non necessaria a nessuno.